Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, 245 metri sul livello del mare, 3.200 abitanti circa, meglio conosciuta come la terra dei vini e dei santi. Infatti il nome deriva dal personaggio più illustre, San Giovanni Bosco. In questo momento ci troviamo sul punto più alto del paese, la chiesa della Madonna del Castello. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. Semplicemente iniziamo con il primo cittadino. Castelnuovo Don Bosco, nel cuore del vecchio Piemonte, nella provincia di Asti, nel Monferrato astigiano, un'antica terra, una terra di paesaggi vitivinicoli che sta percorrendo la strada della candidatura dell'UNESCO. Una terra immaginaria e una terra di forti identità contadine. Una terra di santi importanti che hanno fatto la civiltà della nostra Chiesa cattolica. Una terra antica, una terra con una magnifica nobiltà che ha i suoi frutti migliori proprio nell'agricoltura, nel vino, nei vigneti, nei prodotti della terra. Ha un interesse particolare, soprattutto rappresentato da quello che è il centro storico. Quelle che sono le sue antiche frazioni, i castelli, le chiese romaniche. E poi i luoghi naturalmente della civiltà contadina, quindi i cascinali sulla cima delle colline. Le cantine dove vengono vinificati il Freisa e il Malvasia DOC di Castelnuovo Don Bosco. Un territorio interessante, tutto da scoprire, da percorrere a piedi, in tranquillità, da poter immergersi in quella che è la spiritualità di Don Bosco, in quello che è la storia dei nostri santi, con una preghiera. E con la possibilità di poter degustare quello che è il vero cuore di Castelnuovo Don Bosco, che è un vino rosso rubino di un paese che è una grande famiglia, una famiglia veramente ancora con quella che è la tradizione dell'antico Piemonte.
E dietro alle mie spalle quello che vedete è lo stemma di Castelnuovo Don Bosco, il gonfalone del comune di Castelnuovo Don Bosco, che appunto ha il rosso del sangue, ma anche quello che è il simbolo dell'antica tradizione nobiliare castelnovese, quella della famiglia dei Rivalba, con un motto importante che dovrebbe essere nel cuore di tutti noi. E Castelnuovo Don Bosco è terra di santi, qui sono nati San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, San Giuseppe Cafasso. Tra l'altro quest'anno ricorre il 200° della nascita di San Giuseppe Cafasso, ma andiamo a scoprire la parrocchiale dedicata a Sant'Andrea con il viceparroco. Siete nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo, la chiesa parrocchiale di Castelnuovo Don Bosco. In realtà adesso la chiesa che noi utilizziamo di più è quella dei Santi Castelnovesi, che è nella parte bassa del paese. Qui siete in una chiesa che penso che sia bello ricordarlo, è stata visitata anche da Giovanni Paolo II nel 1988. Questa è la chiesa che ha visto il battesimo di San Giuseppe Cafasso, di San Giovanni Bosco e di altri santi, come per esempio il Beato Allamano. Ecco, ho in mano dei fogli che ha scritto il parroco, Don Franco Burzio, e prendo qualcosa da quello che ha scritto proprio lui. Qui siete in una costruzione barocca che risale ai primi anni del Seicento, ha alle spalle una precedente chiesa gotica che rivela delle tracce soprattutto nella struttura della torre campanaria. È forse il monumento che conserva di più in Castelnuovo Don Bosco quelle fondamenta medievali che sono alle glorie dei santi castelnovesi negli ultimi 2 secoli. Proprio l'architettura guida il visitatore, chi entra, a raccogliersi davanti all'altare, alla presenza di Dio e davanti al tabernacolo, che è stato arricchito con vari marmi, la bellezza dei marmi che il Settecento poteva offrire. Ecco, l'occhio quando si entra in chiesa va subito in alto a leggere la grandiosa tela ovale dell'abside che fa vedere proprio i primi discepoli, la vocazione di Andrea e di Pietro. Se si guarda verso l'alto si vede la gloria di Maria Assunta in cielo come culmine della storia annunciata dai profeti. Poi ci sono i 4 evangelisti e ci sono tutta una serie di vetrate che poi fanno vedere i santi della spiritualità.
c'è un clima di un paese di santi. Infatti Castelnuovo Don Bosco è ricordato anche come il paese dei santi e dei vini, e vanno bene le due cose insieme. C'è allora l'altare della Madonna del Rosario, e in cui c'è un'opera pregevole di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, e della figlia Suor Orsola. Rappresenta la Vergine Maria che dona al Santo Rosario San Domenico a Santa Caterina come strumento proprio di predicazione biblica. L'altro altare, l'altare della Vergine Maria, che è quello opposto all'altare del Rosario, è stato poi costruito nei locali della Compagnia dell'Addolorata. In questo altare è proprio una statua lignea dell'Addolorata, che è stato un dono del Cafasso. Esprime anche bene la spiritualità di questo santo, no? Proprio prospiciente anche alla sacrestia, dall'altra parte abbiamo una cappella dedicata a San Giovanni Bosco. È interessante anche vedere come c'è la spiritualità e la pastorale di allora. Don Franco Burzio, quando arrivava e commentava questo altare, diceva che quando la gente entrava qui trovava un po' le cose essenziali.